buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Buonasera al nostro editore Armando Casen, buonasera Armando. Buonasera a tutti. Allora, questa sera abbiamo un menù corposo, possiamo dire così, per questa puntata? Ma speriamo che i nostri telespettatori apprezzino lo sforzo che è stato fatto per mettere insieme una serie di vicende che sono importanti perché riguardano il Veneto, riguardano l'Italia, parliamo anche di storia e presentiamo i nostri ospiti. Presentiamo gli altri ospiti di questa prima parte della trasmissione. Il dottor Lodovico Cappellari, buonasera, lei è presidente della Società Italiana di Psichiatria del Veneto. Certo. Buonasera Presidente. Al suo fianco abbiamo Tali Mattioli Corona, buonasera, lei è presidente nazionale dell'Associazione Italiana Tutela Salute Mentale. Buonasera anche a lei. Al suo fianco il professor Ivano Spano. Buonasera professore, grazie anche lei di essere qua, docente di sociologia all'Università di Padova, ma non solo questo, no, lei è anche segretario generale dell'Università delle Nazioni Unite per la pace. Ecco, il titolo è un po' ampio. Bene. Allora, iniziamo subito con le ricorrenze storiche. Come sempre noi in apertura abbiamo un breve spazio dedicato agli appuntamenti con la storia. Sentiamo di che cosa parliamo in questa sigla di Memorandum. Memorandum, storia e memoria. 31 maggio 1857. Nasce Ambrogio Damiano Achille Ratti, sarà eletto Papa il 6 febbraio 1922 con il nome di Pio XI. Bene, ecco, ricordiamo la figura di questo Papa, un Papa sicuramente che ha condotto il Vaticano in un momento molto particolare della nostra storia, della storia del Vaticano. Introduciamo l'argomento con questo breve servizio. «31 maggio 1857. Nasce ad Esio Papa Pio XI, all'anagrafe Ambrogio Damiano Achille Ratti. Fu eletto Papa il 6 febbraio 1922. Durante il suo pontificato, Pio XI, grazie al concordato del 1929, normalizzò i rapporti con lo Stato italiano e con numerose altre nazioni europee. Non ostile a Mussolini, Achille Ratti frenò l'azione del Partito Popolare, favorendone poi lo scioglimento. I rapporti con il fascismo divennero però più tesi a causa dei tentativi del regime di egemonizzare l'educazione della gioventù e di intromettersi negli affari privati della Chiesa. Pio XI fu autore dell'enciclica Quas Primas, dove viene stabilita la festa di Cristo Re, che sancisce il diritto della religione a pervadere tutti i campi della vita quotidiana, dallo Stato all'economia all'arte, e richiama i laici ad un maggiore coinvolgimento religioso. Pio XI è ricordato anche per un'enciclica scomparsa e per la sua morte improvvisa avvenuta il 10 febbraio 1939 all'età di 82 anni. Il giorno seguente avrebbe dovuto pronunciare un discorso per il decennale del concordato. Ecco, insomma, molto in breve quella che è la sua storia, una storia sicuramente particolare, come dicevo, un Papa che si è trovato a dover gestire una situazione non facile della nostra storia. Inizierei dal professor Ivano Spano, se vuole raccontarci qualcosa, se è una considerazione. È chiaramente, come già è stato detto, una figura particolare, perché il momento storico è quello che conosciamo ed era già quel momento dove si davano tensioni a livello internazionale che poi sono sfociate in un conflitto mondiale di grande portata. E in più c'era il consolidamento di quello che era lo Stato del Vaticano e il suo riconoscimento a livello non solo nazionale ma internazionale.
Quindi potremmo dire che è stata una figura di un Papa con una capacità di gestione politica non indifferente, anche perché si è trovato in questa situazione storica di difficoltà. Già i Patti Lateranensi sono stati un successo per questa Chiesa che continua ancora a produrre dei benefici. Diciamo che forse è una figura sufficientemente non ripetibile nella storia, a parte l'evento dei Patti Lateranensi, perché si sono date altre figure di papi che hanno avuto un ruolo politico importante in senso lato, ma direi che questa forse è la testimonianza ancora storicamente più significativa. Certo, Presidente Mattioli Corona, allora è un periodo anche, diciamo, dove ci sono state cioè anche a livello internazionale, poi era il momento in cui si stava caricando, diciamo così, anche il secondo conflitto mondiale. Sì, sicuramente è un periodo storico difficilissimo. Io non sono purtroppo culturalmente impegnata in questo campo e non ho delle memorie così, ma mi pare che prima di essere Papa è stato già all'epoca un personaggio importante per la Chiesa, perché già aveva portato delle idee che poi si sono, come dire, tradotte in quei più importanti patti lateranensi. Ma guardi, credo che, lo dico da profana naturalmente, però da cattolica, tutti i papi hanno portato qualcosa di particolare, di importante in quel momento storico, eccetera. Però il vissuto in un ambito di guerra, in un ambito di politiche, come dire, molto pesanti, ecco, sia un vissuto molto particolare, perché significa per un Papa tutelare non solo quello che riguarda strettamente la Chiesa, ma quello che riguarda le singole persone, cioè le persone, i soggetti, i cittadini, e quindi diventa un compito ancora più importante perché diventa più ampio, più vasto e anche, come dire, più facile a produrre tensioni, conflitti e resistenze reciproche. Quindi sicuramente una figura molto importante e significativa, credo non solo per la Chiesa, ma credo anche per l'Italia e per tutti i cittadini, oltre che tutti i cristiani. Presidente Cappellari, vuole aggiungere qualcosa lei? No, sono stato un po' sollecitato dalle considerazioni che sono state fatte, anche se naturalmente io non sono uno storico, però mi interessava sottolineare come questo è stato un Papa che poi è diventato famoso per una frase che lo ha che lo ha caratterizzato quando disse che aveva incontrato in Mussolini l'uomo della provvidenza e che evidentemente ha sancito un po' la svolta dopo la breccia di Porta Pia di cosa significava per la Chiesa in quel momento ritornare finalmente ad un potere temporale che aveva apparentemente perso ed era stata relegata in una parte di Roma che non era ancora uno Stato. Quindi mi pare importante sottolineare che sono passati 100 anni circa, adesso l'idea che dà il Papa, certamente questo ultimo Papa, è molto difficile che potrebbe dire che incontra un uomo della provvidenza incontrando un dittatore. E quindi è chiaro che il mondo è molto cambiato, non c'è dubbio. Certo. Direi che è un Papa che attraversa un periodo tra i più difficili dell'Europa perché è a cavallo delle due guerre. Eredita una guerra disastrosa che è la prima guerra mondiale e affronta il problema di vari conflitti di scacchiere che avvengono prima dell'arrivo della seconda guerra mondiale, quindi guerra in Abissinia, guerra in Libia, guerra in Spagna, e il comportamento di questo Papa rispetto ai precedenti e rispetto poi al successivo è sicuramente per certi aspetti meritevole, perché oggi è facile fare il Papa, allora era una cosa molto più difficile. Innanzitutto riesce, grazie all'intervento di
l'affidamento a Pacelli, allora non era ancora cardinale, gli viene affidato la possibilità di stendere tecnicamente, giuridicamente il famoso concordato che poi nel caso dell'Italia si chiameranno patti lateranensi. No, ma praticamente è lui riesce a ricostituire lo Stato Vaticano che si era spento con la breccia di Porta Pia. Avendo la possibilità di tornare nuovamente a uno Stato, ha possibilità di essere poi riconosciuto anche dagli altri Stati, perché altrimenti non poteva esserlo. E quello che avverrà appunto successivamente è il riconoscimento da parte di Hitler dello Stato del Vaticano e quindi del concordato con Hitler. Questo Papa, pur essendo così, diciamo, incline a una politica favorevole verso un momento del fascismo, teniamo presente che in quel momento le dicotomie erano due, o era comunismo o era fascismo. Quindi i papi si trovano di fronte a una scelta. Lui segue una strada intermedia, accetta e quindi beneficia dei patti lateranensi, ma poi vuole gestire una propria indipendenza politica e una religione indipendente. Difatti l'affermazione appunto dei diritti della Chiesa di poter intervenire all'interno della società, cosa che invece Mussolini voleva emarginare. L'azione cattolica e tutto il resto viene emarginato. Don Sturzo viene mandato negli Stati Uniti, prima in Inghilterra poi negli Stati Uniti, perché disturba, sta creando un partito e quindi questo disturba Mussolini. Quindi è un Papa discutibile, però per certi aspetti in qualche momento dimostra anche un certo eroismo, al punto tale che incarica un sacerdote gesuita che viene dagli Stati Uniti, siamo nel 1937, e si chiama Lafarge, e lo incarica a scrivere la famosa enciclica che denuncia i patti lateranensi e denuncia il concordato con Hitler. Denuncia cosa vuol dire? Non avete rispettato i patti, quindi io denuncio e mi estraneo da questo tipo di rapporto, salvo costituirne uno diverso. Questo avviene qualche anno prima, un paio di anni prima. Con molta difficoltà Lafarge riesce a far avere l'enciclica al Papa, a Papa Ratti, e Papa Ratti la legge, la corregge, annuncia la pubblicazione, ne fa un sunto e lo fa pubblicare in 1000 copie e poi improvvisamente si ammala. Allora, storicamente pochi papi sono morti di vecchiaia. Questo Papa si ammala, era carente cardiopatico, ma quello che è interessante è che nonostante la gente voglia avvicinarsi, in particolare ci sono cardinali che vogliono incontrarsi con lui perché a distanza di pochi giorni dovrà presentare questa enciclica, viene chiuso una sorta di cerchio magico, no? E improvvisamente il Papa muore. Il suo medico personale era il professor Petacci, nome di grande, il padre di Claretta. E se noi andiamo a ricostruire, come è stato fatto successivamente, il diario di Claretta, Claretta scriveva quotidianamente tutto quello che succedeva, troviamo che sono sparite delle pagine. C'è un'interruzione proprio della narrazione per asportazione di pagine di questa cosa. Ed riguarda proprio il fatto della morte di Papa Ratti. E quindi rimane pur sempre il sospetto, e il cardinale Tisserand francese, che sicuramente era contrario politicamente al successore Pio XII, sicuramente il Tisserand pubblica delle memorie, anche se poi non le firma, e su Paris Match verrà fuori in un articolo del 1970 dove accenna alla sua impossibilità di avvicinare il Papa, e quando lo avvicina ormai è già
passato a miglior vita. Ecco, questa è una cosa molto interessante perché vuol dire, dà l'idea di quanto pericoloso fosse vivere a quell'epoca, nonostante tutto. Il Papa che viene successivamente, quindi Papa Pacelli, è un Papa che sicuramente ha il merito di aver organizzato tutto il nuovo Stato del Vaticano e se ne prenderà merito perché sarà il nuovo vero Papa Re. Al punto tale che nel 1942 viene riconosciuto da Vittorio Emanuele III, vengono eletti tutti i suoi parenti principi del Regno d'Italia, anche se il Papa precedentemente li aveva già insigniti di onorificenze e li aveva portati ad essere conti. Quindi sono conti per il papato, per la Chiesa, e sono principi per lo Stato italiano. E mi pare che siamo tornati un po' al Medioevo. Questo Papa poi avrà tutta una politica stranamente vicina a un certo tipo di regime dell'epoca e se ne libererà con l'arrivo degli alleati, cambierà faccia e cambierà atteggiamento, ma questo non lo aiuterà a essere considerato l'uomo che sapeva tutto dei segreti della Seconda Guerra Mondiale, ma che non fece mai nulla per farli, anzi si adoperò per far sparire l'enciclica del suo predecessore. Bene, 13 maggio 1978, la legge Basaglia, sono passati 40 anni da quella data. Che cosa è successo in questi anni? Qual era la situazione allora? Qual è la situazione oggi? Ne parliamo subito dopo la pubblicità.